Sesta giornata del campionato Under 14 provinciale girone trapanese. Al comunale Mancuso il Castelvetrano Selinunte rende visita al Città di Trapani, unica imbattuta fin qui. La compagine allenata da Stefano Pizzitola, che ha collezionato 3 vittorie e un pareggio, quest'ultimo rimediato nell'ultima gara contro il Palermo. Prima di passare alle immagini salienti del match, grazie alle immagini di Mario Carpinteri, uno sguardo all'11 del Castelvetrano che schiera Valenza tra i pali, Colorito, Gancitano, Leone, Forte, Princivalli, Calamia, Centonze, Martinico, Aidoie e Curreri. A disposizione del tecnico abile a gara in corso in Cirillo, Daidone, Moceri, Carava, Messana e Alba. Dirige la partita Mario Loria della sezione di Trapani. Passiamo dunque con le nostre immagini al film della partita. Dopo 5 di gioco, prima occasione rimasta trapanese con l'imbucata per Culcasi, attento in uscita bassa Valenza. Vantaggio degli ospiti che matura al 14esimo con l'azione di sfondamento a destra di Colorito, slalom gigante prima di servire il solito Martinico che allunga lo zampone per il vantaggio del Castelvetrano Selinunte. Castelvetrano che concede il bis 2 minuti più tardi ancora con Colorito che fa letteralmente il solco sul binario di competenza, cross in area per Aidoie che controlla bene con un preciso mancino infila Floria. Castelvetrano Selinunte che si diverte e fa divertire, travolgente azione sull'auto mancino da parte di Centonze che dopo una serie di dribbling ubriacanti si perde sul più bello. Città di Trapani che prova a colpire in ripartenza con il buon movimento a mezzaluna di Sardo al minuto 20 il finale, però è una via di mezzo tra un tiro ed un cross. Un minuto più tardi primo cambio forzato per mister Pizzitola con Alba che rileva l'infortunato Curreri. Alla mezz'ora il Castelvetrano cala il tris, ripartenza mortifera orchestrata dai Doi e dal neoentrato Alba. Martinico mette il punto esclamativo sfruttando anche l'incertezza di Floria. Duplice fischio del signor Loria al Mancuso di Trapani. Il Castelvetrano Selinunte chiude la prima frazione di gioco avanti di 3 reti. Castelvetrano che ci mette appena 2 giri di orologio dal rientro in campo delle squadre a trovare il poker, gestione malsana della sfera da parte della retroguardia trapanese. Alba si avventa su Floria e spinge in rete il pallone dello 0-4. Città di Trapani che trova un sussulto di orgoglio 2 minuti più tardi su corner da destra e Culcasi a sfruttare l'uscita a vuoto di Valenza ed a spingere in rete il pallone l'1-4. Doppio cambio per mister Pizzitola e manda in campo Daidone e Moceri per Princivalli e Calamia. Città di Trapani ringalluzzito 3 minuti più tardi dal gol della bandiera, attacco di Culcasi ad innescare Grimaudo, serpentina del numero 10 conclusa con un destro flebile. Ancora Valenza 4 minuti più tardi, questa volta molto attento sul tentativo ravvicinato ad opera di Sardo. 2 minuti più tardi però verranno premiati gli sforzi del Trapani. Al 15esimo e la ripresa infatti Fici, forse partito in posizione di offside, scappa sull'auto mancino, cross al centro per Sardo e questa volta non sbaglia freddando Valenza. Minuto 59, richiamato in panchina anzitempo Alba, al suo posto dentro Calavà, avvicendamento anche tra i pali con Valenza che lascia spazio al collega Inzirillo. Castelvetrano che cerca la manita ancora con Martinico, attento Galati a disinnescare l'ordigno lanciato al numero 9 di mister Pizzitola. Da un portiere all'altro anche Inzirillo si prende la scena parando in 2 tempi il pregevole destro scagliato da Angelica Calderone. Ancora un giro palla avventato però al 3° minuto di recupero della retroguardia trapanese, mette in difficoltà Inzirillo, rinvio corto sul quale si avventa Moceri che trova la gioia personale con un pregevole lob dal limite. Esulta anche il numero 14 di mister Pizzitola per il definitivo 5-2. Triplice fischio infatti al Mancuso di Trapani. Il Castelvetrano Selinunte si impone sul Città di Trapani. Prosegue a gonfie vele il cammino della compagine castelvetranese che rimane unica imbattuta nel girone. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.